Questa è stata la mia prima montagna e il canto è uno dei miei primi canti. Perciò oggi, a distanza di tanti anni, ritrovare la stessa atmosfera con tanti giovani che hanno cantato e gli amici di allora, anche quelli che sono rimasti, che cantano, che hanno cantato insieme, per me è stata un'emozione incredibile. Ho avuto riscontri in Australia, in Grecia, in Alaska, in Giappone perfino, in Finlandia dove c'è una buona traduzione, le traduzioni sono una decina. E ho notato che tutti, anche i non credenti, quando dicono Santa Maria Signora della Neve, pensano alla mamma delle montagne, e per me credente questo è veramente il momento più emozionante e la grande soddisfazione di portare l'affetto, la fraternità e la speranza non solo sulle montagne ma su tutta la gente, specialmente quelli che un mio grande amico Turoldo chiamava gli ultimi. Una giornata bellissima, tra l'altro in ricordo di un amico importante che è Beppe Bertagnoli, che su queste montagne purtroppo ha lasciato la sua vita. Ma proprio da questa persona è nata la giornata di oggi, è nata la scritta di Signore delle Cime, per il quale ringrazio il grandissimo maestro Beppi De Marzi per aver lui dedicato questo canto che è tradotto in 22 lingue in tutto il mondo, quindi Crespa d'Oro in tutto il mondo oggi. Grazie a tutti voi. Grazie. Grazie a te, Beppi.